Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Due passeggeri sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Palmanova e di quella di Udine in distinte operazioni. I due sono stati individuati mentre trasportavano a bordo delle loro auto alcuni migranti, tutti maggiorenni e sprovvisti di documenti. Il primo episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Palmanova. Un cittadino pakistano di 25 anni, residente nella Bassa, è stato controllato mentre stava dirigendo verso la stazione ferroviaria con a bordo 6 bengalesi. Il secondo arresto è avvenuto a Remanzacco. Dopo un breve inseguimento, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccare l'auto condotta da un indiano di 29 anni, residente in provincia di Treviso, il quale poco prima aveva trasportato e poi lasciato lungo la regionale 54 8 persone originarie del Bangladesh. I migranti, al termine degli accertamenti di rito, su disposizione della prefettura di Udine, sono stati accompagnati in una struttura di accoglienza dove saranno sottoposti ai previsti accertamenti sanitari rispetto ai tamponi Covid-19. Il maltempo di questo inizio autunno dà segnali strani. Forti piogge con vento e temporali brevi, intensi e prime nevicate sulle Alpi. Nella giornata odierna tregua in Friuli Venezia Giulia dopo le abbondanti precipitazioni che dalla serata di giovedì fino alla notte hanno interessato tutta la regione. I fortunali si sono alternati lasciando il segno durante il loro passaggio. Allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti. Insomma, per i vigili del fuoco e le squadre locali della protezione civile non c'è stato un attimo di respiro. Nella notte tra venerdì e sabato è apparsa la neve fino a fondovalle, a Sappada e sulle altre zone della Carnia e della Canal del Ferro e Val Canale, in genere oltre 1.400-1.600 metri. Con l'ingresso di masse d'aria più fredda, il vento soffia dai quadranti settentrionali e orientali, con raffiche intorno ai 60-65 km/h, sia in quota che sulla costa. Le temperature hanno subito un deciso calo dappertutto. Ora è prevista una breve tregua in attesa di capire l'evoluzione del tempo. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.